No, mi fa piacere tornare a Gubbio al di là del secondo posto perché è da tanto che non torno più come avversario. Poi mi fa piacere anche che siano comunque sia del Gubino in una categoria importante. Io penso che l'importante sia che il Sassuolo vada a fare la partita che ha sempre fatto fino a questo momento, poi il mio ritorno a casa è relativo. È difficilissimo anche perché credo che il Gubbio le uniche vittorie che ha fatto le ha fatte in casa, che ha ottenuto le ha ottenute in casa, quindi è assolutamente difficile. Ma è un ambiente caldo, un ambiente con tanto entusiasmo, perché comunque sia per Gubbio, ripeto, la Serie B è una cosa importante e uno stadio anche se piccolino da 5.000 posti che però sicuramente ho visto almeno dall'immagine è sempre pieno, quindi un bell'ambiente, ecco. Guarda, io ho visto bene la partita solo con il Torino perché loro giocando di lunedì, altrimenti in concomitanza si fa fatica. Io credo che il Gubbio abbia fatto quadrato, ecco, specialmente in queste ultime partite, nel senso che sia cresciuto come squadra, proprio al di là magari delle individualità che magari non conosco e che comunque sia sono importanti, perché se guardiamo anche Ciofani comunque sia ha fatto 6 gol, lo stesso Bazzoffi stanno facendo molto bene. Però credo che la cosa principale sia assolutamente la squadra, ecco, giocano da squadra, anche contro il Torino, ho visti belli raccolti dietro in difesa e sono pronti a ripartire, quindi la partita che ha molti insidie, ecco. Ma il mister sta preparando la partita come tutte le altre volte, in maniera molto dettagliata, in maniera molto precisa come tutte le altre volte. Poi Simoni sicuramente lo conosce meglio di chiunque altro, però devo dire che non ho visto grandi cambiamenti, prepariamo sempre la partita allo stesso modo, ecco, con diciamo, grande attenzione e curando molti dettagli. Sì, loro, a parte che loro sono tutta una buona squadra, anche l'avversario che c'avevo io era forte, veloce, però io me la sono cavata e anche tutta la squadra penso abbia fatto un'ottima prestazione. Diciamo che questo è un campionato strano, difatti il Torino a Gubbio ha perso e noi dobbiamo affrontarla con la testa giusta e allenandoci bene questa settimana. No, come l'ha già detto anche il mister, l'anno scorso parecchi di noi ha fatto una brutta stagione, alcuni sono retrocessi, però come dice il mister le qualità dei giocatori c'erano anche l'anno scorso, non sono cambiate, che è cambiata è la testa. Ma diciamo che loro in casa hanno un bel pubblico, poi non sono una squadra niente male, sono venuti su dalla C1 e se la stanno anche cavando, vediamo un po' com'è. A noi la classifica secondo me non è da guardare, noi facciamo partita per partita e vediamo. Ogni sabato c'è un paio 3 punti e bisogna prenderli.